e viti, ieri tenue come su questi oppi e su questi pioppi, con i ferri o venire a rampegare su per No, no, qui ferri, anche aveva già i ferri. qui ferri. Perché ho letto appunto nel secolo scorso era senza ferri. No, non altri aveva i ferri. E allora, ogni 5 metri, che era 4 vie, diciamo, su un oppio, che veniva 2 filari taccai, i barabù neanche 1 metro distaccato. E dopo allora, dai ferri dai vili, si metteva dei bacchetti di oppio, perché dopo si può arrampicarsi i bambù nuovi che venivano su. Ma ora i gelsi dove li avevi per tutti i cavalieri? I moreri dove te? I moreri, su certi filari erano i moreri. Non solo che di oppio che sarà stato, per esempio, su tutta quanta la terra che sarà stato 10 filari di oppio, e se no 50 sarà stati qui moreri. E in mezzo fra un filare e l'altro de vive che avevi cereali, cioè frumento su tutto. E allora da una pianta all'altra dicevano altri, in mezzo al campo ci sarà stato una distanza di 40 metri da uno all'altro. 40 metri da qua là che veniva dopo. Perché lunghe quanto ieri queste piantarelle? Come che dire, quasi 1 chilometro di strada. Perché questo è il filare dei vivi. Ma loro non si veniva a proprio fin da vicino il filare, se deve essere un metro parte e altra di prato. Perché se vede la oppiera, no, che si teneva i moreri a posto per impiantarsi, quando che un moreri era vecchio, si veniva a impiantare quel dove. E noi, come si chiamava questa? La oppiera. E che sarà il luogo che era sti vivai di oppi e dei moreri. Se che chiamava oppiera, qui anche un po'. Un tocchetto di terra? Sì, un tocchetto di terra, poco più fatto orti, diciamo. Incalmi, per fare incalmi. E allora dopo bisogna incalmarli, e allora il morere quando che il maschio che ci semenea, e guarda onde che mettila, e via il maschio del morere che gli tira fuori i sementi, si semenea e dopo si piantina, non viene a comprare neanche i vidi, e si fa allora qui i radi. Semenava come ora? Da mora? Da mora, che i granei là, quando che veniva dopo sugare, veniva di stregue, una roba. Come metteva a sugare il sole? Esatto. 6 mesi, insomma. E dopo qui veniva fuori che dopo serviva per farti piantare io.